Il lavoro di restauro del cavallo colossale di Antonio Canova è iniziato con un primo sopralluogo presso i depositi del Museo Civico di Bassano del Grappa. La prima impressione che ho avuto è stata piuttosto emozionante e unitamente preoccupante, sia per la quantità dei frammenti presenti, sia per le dimensioni che erano piuttosto notevoli. Tutti i singoli frammenti erano stati inspessiti da un'aggiunta di materiale in gesso, frammenti di mattoni, vasellame, fasciame in metallo, che era stata utilizzata alla fine dell'Ottocento quando l'opera era stata trasportata dall'originario laboratorio di Antonio Canova a Roma al museo di Bassano del Grappa. Questa rifoderatura, aveva apportato un notevole peso all'opera stessa, calcolata tra i 400 e i 500 kg. Si è quindi deciso di rimuoverla completamente fino ad arrivare alla superficie originale. Dopo aver liberato tutto l'interno del cavallo, si è proceduto a riassemblare in macropezzi tutti i vari frammenti. La policromia, oltre alle mancanze, presenta delle abrasioni praticamente sull'intera superficie. Queste saranno integrate in sottotono con dei colori ad acquerello e le parti di più vaste dimensioni si stenderà un colore a tempera omogeneo dello stesso tono dell'originale, leggermente più chiaro, per rendere distinguibile l'intervento attuale e nello stesso tempo non creando disturbo visivo da una visione d'assieme dell'opera. Questo lavoro è obiettivamente il lavoro più impegnativo che ho realizzato su un restauro in gesso. Non nego che un motivo di soddisfazione è quello di poter ora vedere l'opera e restituirla nella sua interezza ai futuri visitatori.